Infovec, il programma veneto-brasiliano delle nuove in lingua veneta. Sani, mi chiamo Fernando Menegatti e sto qua è l'Infovec, tutte le nuove in lingua veneta. Il Covid-19, come che le sedriu de sbroccarsi fuori le spunciate in te Stati Uniti a nazione pipacata al virus in tel mondo. Monsef Slawi e il caude a scienza del programma federale de sparpagnamento dei spunciate, l'Operation Warp Speed, il gade scorresto che le persone giovani de Tressa Saud le che toccherà loro essere le ultime de abrigola. Ancora il dice che al manco il 70-80% dei 330 milioni di persone che l'impiena sulla popolazione dei Stati Uniti le bisognerà essere spunciai, con l'intenzione da ottenere l'immunità collettiva. Una delle principali sfide di sto guerrisara verso il Covid-19 la a produzione e lo sparpagliamento dei spunciate. I stadi del paese isedriu de strigarse fora sul discorso de cromparga le jassere fredde assà che le buone da conservar la spunciata Pfizer, quea che la che tocca essere tenesta a 70 gradi negativi inviata al rento dei pacche di asso sec. I scienziatori, a vuol dire quei che lavora qua scienza qua in tel Brasil, isedriu sberegar perché volca il fossile di un dinosauro e ne torna in drio. Ave conto qua sotto una descoperta di un dinosauro brasiliano, levra de rogne rento della comunità scientifica. Elise un fiai strambo col grenal sol dos e un perde svarzei chi salta fora da spae. Animal de nome Obirajara jubatus, elise il primo fossile di dinosauro che le svoia mia, catato fora cui piume conservai in te America Latina. I paleontologhi brasiliani ampono isemia contenti cusita e isedriu fare le baccan su dei possibili sgherlade e il fossile si sta cavato via dal Brasil dai sbesegatori europei. La descoperta non la gamia la partecipazione di nigun brasiliano e la si sta scrionata dai sbesegatori legati all'istituzione in la Germania, Regno Unito e Messico. In l'articolo i varenta che il materiale il gas al Brasil con l'autorizzazione in l'anno 1995 una questione che la si contesta dalla comunità paleontologa nazionale. Dal 1942 la legislazione brasiliana la ne spiegassa chi i fossili e de aver nazionale. Ale proibio venderli e pacavarli via dal Brasil a ogni verghen autorizzazione. Sani, mi chiamo Fernando Timosi e sto qua l'Infovec, tutte le nuove in lingua veneta. Lei sta in Brasil e la popolazione la refuda da restar casa. In le più grandi città assimo buone da vedere il gran muccio di gente riunia. Si pente i bar, ristoranti, spiai o le feste per le strade che le varento tutta la notte. Anche il giocatore de Bayonne Neymar lei sta interrogata a poesia per via di una probabile ganzega con più di 500 persone che lui dice di non averla fatta. Tanti organizzatori di eventi dice di un drio di enorme sanitari, ma non è sta quello che le ne mostra le denunce faseste della popolazione che non la mia d'accordo con le celebrazioni. Lei sta registra anche una giovane driodirghe intubame durante una ganzega con 2000 persone. Per assurdo, in tela citando e la sta fatta sta festa, Barra de San Miguel, Alagoas, non si avanza nessun letto intensivo, tutti occupati da pazienti di coronavirus. Le autorità le afferma che gli eventi sono importanti per l'economia e è drio rispettare le norme sanitarie, ma in pratica non è quello che si vede. Il Brasile ha avuto più di 7 milioni di casi di Covid-19, con quasi 200.000 morti. È il terzo paese del mondo in numero di casi. Sani, mi chiamo Marcos Daniel Zancan e sto qua l'Infovec, tutte le nuove in lingua veneta. La Stazione Spaziale Internazionale, dall'inglese ISS, larga 109 metri e 453 tonnellate.
La sua orbita lascia quasi 400 km dalla superficie della Terra e lascia 28.000 km ora svelta, e così la fa circa di 16 giri al dì intorno alla Terra. La ISS lascia il più alto laboratorio fatto su dall'uomo e a novembre del 2020 l'ha fatto 20 anni che l'ha ricevuto i primi astronauti, un americano ed un russi. In questi 20 anni, senza interruzione, la ISS l'ha ospedata 241 persone, in differenti momenti, da 19 nazioni. Tra gli ospiti, in 2006, il primo astronauta brasiliano, Marcos Pontes, attuale ministro della Scienza e Tecnologia del Brasile. In questi 20 anni, le 6 conquiste più grandi della ISS le sono: 1. L'approssimazione della comunità internazionale, lavorando insieme con più di 2.700 studi diversi. 2. La conoscenza del corpo umano in la microgravità. 3. Gli studi delle malattie come l'Alzheimer, Parkinson, asma, cancro e malattie del cuore. 4. L'osservazione della Terra in una orbita speciale per studiare il nostro pianeta, l'agricoltura, il clima e la vita in el mar e in la terra. 5. Il ridopparo dell'acqua, una volta che senza acqua in el spazio anche il suor e l'urina si riutilizzai. 6. Di sviluppo economico col scomincio dell'esplorazione spaziale da banda di società private e non solo con il pubblico, ma i specialisti che i risultati scientifici poi comparare la quantità di schei investiti. Per esempio, fin 2014 solo gli Stati Uniti hanno messo 75 miliardi di dollari. Le nuove tecnologie dell'automazione e della robotica le potranno abbassare il costo degli studi spaziali senza la necessità di portare l'uomo insieme allo spazio. Infovec, il programma veneto-brasiliano delle nuove in lingua veneta.